Buonasera a tutti. Io non so se vado fuori tema, casomai Lella tu mi richiami all'ordine. Credo che ci sia anche nel cominciare a parlare del diritto alla pace. In fondo si dice spesso, insomma, vissero in pace, felici e contenti, si dice perfino riposino in pace. A sottolineare che in fondo questa idea della pace è un'idea della condizione umana che ci piace, che ci rende più sereni, più felici, che sicuramente, se ognuno di noi riflette, è una condizione preferibile a quella opposta della competizione, della tensione. E allora mi viene in mente questa cosa, che Emergency disse 10 anni fa, quando lanciammo la campagna Fuori l'Italia dalla guerra. Dicemmo allora che l'entrare in una guerra, poi purtroppo non è stata una sola, non era soltanto un atto di aggressione in cui andavamo a infliggere sofferenza a qualcuno al di fuori dei nostri confini, ma che quella cosa lì alla lunga avrebbe significato trovarsi la guerra nel nostro paese. Perché quando prevale quella logica, la logica della guerra, la logica della sopraffazione, dell'uccisione dell'altro, dell'eliminazione dell'altro, sono saltate tutte le regole. E allora il rischio che la stessa logica poi incominciamo ad usarla non più a migliaia di chilometri ma a centinaia, poi a decine, poi anche a casa nostra, è un rischio reale. E oggi noi in Italia ci troviamo una guerra spietata, brutale, contro i poveri di questo paese. Una guerra per cui nessuno più a livello, come dire, di chi dovrebbe difendere i cittadini si preoccupa neanche di nominare, si cerca di esorcizzare. Non ci riescono perché ormai la tragedia ha assunto dimensioni che sono, non dico catastrofiche, ma sono estremamente rilevanti, anche statisticamente. Quando i dati ufficiali ci dicono che ormai più del 15% della popolazione italiana non riesce a curarsi come dovrebbe, anche perché i ticket sono troppo cari. L'anno scorso mi pare gli italiani hanno pagato in ticket, che detto così sembra contributo, mi fai un favore, ti do la mancia. Hanno pagato 4 miliardi e mezzo di euro. E quanto sono 10 milioni di persone in queste condizioni? E quando in un anno si perde, come ridendo, 1 milione di posti di lavoro, e quando si vede che l'istruzione ormai diventa un privilegio soltanto per i più abbienti, e quando ci sono nuovi poveri ogni giorno, persone che non hanno mai sperimentato la povertà nella loro vita e che si ritrovano poveri, magari a chi giovane, ma chi ha 30, 40, 50, 60 anni, e si vergognano anche di ritrovarsi poveri. Ma che società è questa? Questa è una società che ha al suo interno una pratica che è una pratica di guerra, che è la stessa logica che ti porta poi a partecipare per conto terzi, per servilismo politico, alle guerre che decide il premio Nobel per la pace o il suo predecessore. È la stessa logica. Allora, cosa vuol dire per me diritti o privilegi? La parola diritti mi evoca una società in pace e la parola privilegi mi evoca una società in guerra, in conflitto, in competizione, dove si emargina, dove pochissimi possiedono la stragrande maggioranza delle risorse. Una società o un mondo in cui le spese militari corrispondono a quello che hanno per vivere 2 miliardi di persone. Questo non è un mondo di diritti, non è un mondo in pace, al
di là che le guerre vengano o non vengano dichiarate. Allora io credo che oggi sia sotto gli occhi di tutti che anche in Italia noi viviamo in un periodo in cui assistiamo a un progressivo sgretolamento di diritti e a un ingigantirsi di privilegi. E come ne usciamo? Io credo che bisognerebbe pensare a cambiare e a spaccare culturalmente questa situazione. Sono convinto, per esempio, che l'unica maniera per uscire da questa logica di guerra sia quella di incominciare a far circolare nella mente dei cittadini un'idea molto semplice e non nuova, l'idea che la guerra va abolita. Questa idea ci è stata tra l'altro suggerita molto chiara da Albert Einstein e altri 15 scienziati nel 1955, l'idea dell'abolizione della guerra, tra l'altro considerando anche lo sviluppo incredibile delle armi di distruzione. Noi abbiamo sviluppato tecnologicamente la capacità di far finire in un attimo questo pianeta e sapremo anche come usarla. E allora il pericolo è vero, reale e imminente. Io credo che la battaglia per l'abolizione della guerra sia il più alto compito culturale che sta di fronte all'umanità in questo periodo storico, perché se non si riesce ad abolire la guerra non vedo futuro e non vedo diritti all'orizzonte. So che parlare di queste cose di fronte a dei dementi da sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio che dicono che per amare la pace bisogna armare la pace può sembrare strano, ma io sto parlando del manifesto di Russell Einstein, non di Mauro Borghezio, che erano cervelli ben diversi. Credo davvero che la questione di diritti e privilegi alla fine si riporti lì, all'accettare o no che siamo davvero tutti uguali in dignità e diritti in quanto esseri umani, e a capire il significato profondo di frasi che sono scritte ormai da decenni e restano lì, per esempio che il riconoscimento dell'eguaglianza di base in dignità e diritti costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Non era una visione guevara. Parlo di documenti come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani o come la Carta dell'ONU. Bisogna cominciare a far circolare un mantra. Non è un'utopia. Nella storia c'è stata la schiavitù e per molti versi in certe forme persiste ancora, anche qui in Italia la stiamo incontrando in giro con i nostri poliambulatori. Ma come dire, l'umanità culturalmente ha fatto un passo avanti, l'abolizione della schiavitù è stato un passo decisivo e considerare questo come un tabù è stato un passo decisivo. Dovremmo abituarci a considerare la guerra allo stesso modo, come una cosa che va abolita. E quando incominciarono le prime lotte contro la schiavitù, incominciarono proprio da una riflessione sull'uguaglianza e sulla dignità. E credo che oggi una analoga riflessione ci debba portare alla logica conseguenza che la guerra è il mostro di oggi che dobbiamo abolire in tutte le sue forme, nella logica della guerra che sta dentro il nostro pensiero e che poi si può esprimere di volta in volta o chiudendo una fabbrica, sbattendo sul lastrico 1000 famiglie oppure tirando un drone su un villaggio del Pakistan. La logica è sempre quella. Bisogna ritrovare valori ed etica per noi perché si possa continuare.